Dal 1° gennaio sono già stati 70 gli interventi dei carabinieri in tutta la provincia di Padova per questioni di violenza sulle donne, maltrattamenti e stalking. In 7 casi il responsabile è stato arrestato, per 16 uomini è stato emesso un divieto di avvicinamento o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In 63 casi gli autori sono stati denunciati. Il dato allarmante, ma che allo stesso tempo dimostra come ci sia una maggiore consapevolezza delle vittime che denunciano sempre più spesso maltrattamenti e violenza, è stato discusso in un corso di formazione dedicato ai carabinieri del Comando Provinciale di Padova, che ha affrontato tutti gli aspetti del Codice Rosso, nonché la parte importante dell'aspetto psicologico di primo supporto e protezione delle vittime. L'invito che l'Arma rivolge a tutte le donne che stanno vivendo una situazione di disagio fatta di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica è di non esitare a chiedere aiuto alle istituzioni già ai primi segnali di una deriva violenta del rapporto affettivo, rivolgendosi ai carabinieri, chiamando il 112 o contattando i centri antiviolenza che offrono un supporto psicologico, legale ed economico alle vittime, chiamando il numero 1522 per ricevere consulenze telefoniche 24 ore su 24.